Il centrodestra vola nella città metropolitana e porta a casa tutti i collegi uninominali. Su 7 parlamentari eletti 5 sono donne. Giorgia Andreuzza vince il capoluogo, sono una leonessa. Determinante la Lega che dovunque prende più del triplo dei voti del 2013, esulta il segretario provinciale Sergio Vallotto, 5 Stelle, primo partito a Venezia e Chioggia. PD e i ministri storici dell'ex feudo rosso di Venezia, la segretaria Gigliola Scatolin si dimette in polemica con la segreteria nazionale Baretta, per Renzi è tempo di lasciare. È un'Italia spaccata a metà nell'analisi del politologo Paolo Feltrini, il nord leghista vuole meno tasse e burocrazia, il sud grillino, redditi e sussidi, l'esperto prevede un governo di minoranza di centrodestra. Stasera il governatore del Veneto Luca Zaia 20:10 per commentare il voto e poi alle 21:15 puntata da non perdere con Ring. Non ho mai dato indicazioni di voto per il candidato PD Nicola Pellicani, il giorno dopo le elezioni arriva la smentita dell'assessore Boraso alle illazioni dei giorni scorsi. La paralisi del trasporto pubblico veneziano è stata evitata grazie ai pochi dipendenti ACTV non impegnati a seggi come scrutatori, ma i disagi non sono mancati. Paura a Canareggio per una fuga di gas nelle vicinanze del Ponte delle Guglie, pompieri a lavoro per evacuare gli edifici mentre i tecnici di Italgas riparavano il guasto. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia, ovviamente in primo piano la politica e quindi in apertura i risultati delle elezioni politiche nei collegi veneziani che hanno visto affermarsi nettamente i candidati e soprattutto le candidate del centrodestra. Il centrodestra a trazione leghista vola nella città metropolitana e porta a casa tutti i collegi uninominali, a partire da quello storicamente ostile del capoluogo, dove l'ex assessore provinciale Giorgia Andreuzza vince con il 35%. Dietro di lei Enrico Schenato del Movimento 5 Stelle col 28,6%, solo terzo il consigliere comunale democratico Nicola Pellicani che si ferma al 26,9%. Questo fin dall'inizio era definito il collegio già assegnato quasi al centro-sinistra, poi è diventato il collegio, l'unico collegio contendibile, per cui fin da subito per me è stata una sfida bellissima, nel senso che ovviamente sapevo che se avessi raggiunto questo obiettivo probabilmente sarei una vera candidata eletta. A San Donà di Piave plebiscito per il forzista Renato Brunetta che incassa il 49,1% dei voti, di cui oltre il 31% dalla Lega. Seguono i 5 Stelle con Antonino Abrami, PD ancora una volta terzo con Sara Moretto. A Chioggia basta il 42,7% della leghista Chetti Fogliani, seguita da Marco Dall'Acqua dei 5 Stelle che restano primo partito col 30,6%. Mario Dallator per il centro-sinistra non arriva al 20%. Al Senato, nell'ampio collegio che comprende quasi tutta la città metropolitana, si impone Maria Elisabetta Casellati col 41,9%, seguita da Marco Nardin dei 5 Stelle col 27% e Andrea Ferrazzi del PD con un malinconico 23,5%. Donne anche le elette nei 2 collegi del Senato a cavallo tra la provincia di Venezia e quelle di Rovigo e Treviso, Roberta Toffanini e Sonia Fregolent, portando la quota rosa a 5 parlamentari su 7. Sono tutte persone che hanno avuto ruoli amministrativi, un percorso politico, una lunga gavetta, non siamo improvvisate, per cui sotto questo punto di vista non diventiamo più la quota rosa di per sé, ma siamo delle persone, insomma, alle pari degli altri e molto valide. Ed ora vediamo invece l'analisi del voto in Veneto e in Italia del politologo Paolo Feltrini. Rispetto alle politiche del 2013 il centrodestra passa dal 32 al 49%, quindi 17 punti in più, mi pare che come novità, e la Lega passa dal 10% del 2013 al 32,8% di oggi, quindi triplica i voti. Un risultato, spiega il politologo Paolo Feltrin, che diviene ancora più clamoroso se si considerano i parlamentari eletti. Il centrodestra con il 49% dei voti porta a casa tra Camera e Senato 52 parlamentari su 74. Come vede gli effetti maggioritari ci sono in questa legge. La vera particolarità di questa elezione secondo l'esperto è però un'altra. È come se per la prima volta l'elettorato italiano avesse votato non tanto secondo uno schema politico, ma secondo uno schema di interessi territoriali, nord contro sud, sud contro nord. Un'Italia divisa in 2 lungo la linea gotica, con richieste alla politica profondamente diverse. In qualche misura il nord si attende un riconoscimento del lavoro che passi attraverso una rivendicazione
di maggior ricchezza o di meno tasse, eccetera, mentre la richiesta del Sud è il lavoro che manca. Per questo, secondo Feltrin, non è ipotizzabile un'alleanza tra Lega e 5 Stelle in Parlamento. Mi sembrano due proposte letteralmente incompatibili tra loro, o i soldi si trovano per abbassare le tasse o si trovano per fare il reddito di cittadinanza. Le due cose insieme dubito che si riescano a fare, stante le ben note condizioni di finanza pubblica. Proprio per questo trovo del tutto stravagante chi pensa a un'alleanza tra Lega e 5 Stelle, non la vedo proprio. Più probabile l'ipotesi di un governo di minoranza di centrodestra, una riedizione a parti invertite di quanto avvenuto nel 2013. Quando il centro-sinistra, che non aveva la maggioranza del Senato, ricevette per senso di responsabilità l'appoggio esterno di Forza Italia. A parti invertite potrebbe tranquillamente succedere tra qualche settimana. Determinante, come abbiamo visto, la Lega, che ovunque prende più del triplo dei voti del 2013. Sentiamo. Con un governo a guida leghista l'autonomia del Veneto avrà la strada spianata. Ne è convinto il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Fa parte del programma che abbiamo condiviso con i nostri alleati, è una cosa che già vedrebbe appunto un unico linguaggio, un minimo comune denominatore che vedrebbe il Veneto con ministri a livello centrale che la pensano alla stessa maniera. Sulla stessa linea il segretario veneziano del Carroccio Sergio Vallotto, eletto deputato nel listino proporzionale. La squadra di parlamentari veneti dovrà lavorare da subito per portare a casa le 23 competenze dell'autonomia da dare in mano a Luca Zaia per far diventare veramente il Veneto autonomo. Per Venezia in particolare è un risultato storico, sostengono i leghisti. Fino ad oggi in questo comune la difficoltà di penetrazione era molto maggiore che nel resto del Veneto. La Lega è il terzo partito in Italia, è il primo partito del centrodestra, abbiamo Matteo Salvini leader di questa coalizione, è una coalizione che potrebbe anche avere i numeri per governare, ma soprattutto è un risultato eccezionale per la mia città, per Venezia. Abbiamo una Lega secondo partito in comune, una Lega primo partito della provincia. Psicodramma invece, in casa PD si dimette la segretaria metropolitana Gigliola Scattolin. In aperta polemica con la segreteria nazionale del PD si dimette la segretaria metropolitana Gigliola Scattolin. La segreteria nazionale, a mio avviso, per quelli che è stata la mia esperienza, pur avendo delle enormi potenzialità, ha mancato in questo periodo di valorizzare la struttura partito, e questo poi si è visto anche nel ruolo che potevamo avere noi segretari provinciali e regionali, cioè qui lo devo dire, non abbiamo quasi toccato palla nelle candidature. Non voglio dire che le candidature erano sbagliate, dico che questo non crea comunità e tutto quello che può portare una comunità. Occorreva pensare meno a se stessi e più al partito, osserva amaramente Scattolin. Serviva ascoltare di più i circoli sul territorio e meno i cerchi magici. Ritengo che Matteo Renzi dovrebbe dimettersi, perché la politica fatta bene è anche generosità. Questo non significa sparire, come ho detto io in altro ruolo ci sarò, però questo è anche riconoscere gli errori, perché senza riconoscere gli errori non si fanno passi in avanti, si mettono solo delle toppe. Sulla stessa linea il sottosegretario uscente all'economia Pierpaolo Baretta, sfortunato candidato al collegio uninominale di Rovigo. Io penso che sarebbe opportuno, doveroso che il segretario del partito nazionale mettesse a disposizione il suo mandato. Questo fa parte, come dire, dell'etichetta politica di fronte a un risultato come questo. Autocritica invece da Nicola Pellicani, che invita ad aprire una riflessione su cosa abbia portato il centrosinistra veneziano al risultato più basso della sua lunga storia. È venuta meno, secondo me, una relazione con gli elettori, è questa che dobbiamo ricostruire, un rapporto, e questo è un lavoro lungo che però dobbiamo cominciare a fare assolutamente da domani mattina. Non ho mai dato indicazioni di voto per il candidato PD Nicola Pellicani. Il giorno dopo le elezioni arriva la smentita dell'assessore Boraso alle illazioni dei giorni scorsi. Sentiamo. A 24 ore di distanza dalla giornata elettorale, a 4 dal fattaccio, la precisazione e la smentita, mai dato indicazione di voto nei confronti del candidato PD Nicola Pellicani. Così l'assessore di centrodestra Renato Boraso, che affonda: pura strumentalizzazione, dice.
Sono arrabbiatissimo perché sinceramente per aver partecipato solamente a una conferenza stampa del professor Massimo Cacciari ci hanno dato di coloro che hanno votato per il PD e per Pellicani. Non è vero, qui abbiamo partecipato a una conferenza stampa e ci danno un'etichetta, basta. Io sono stanco di essere strumentalizzato per una vicenda che non ci riguarda. Oggi, come giovedì scorso, ho semplicemente manifestato la mia stima al consigliere di opposizione per le promesse fatte in caso di eventuale investitura precisa. Certo, rifarei la stessa domanda a Pellicani: se fossi eletto resteresti consigliere comunale? Lui ci ha detto di sì, e questo è un plauso per Pellicani, che sarà impegnato nell'eventualità di essere eletto deputato a rimanere consigliere comunale, perché penso che come deputato avrebbe fatto gli interessi della città di Venezia. Ma siccome è capo A, non sono stati neanche eletti, che facciano un'analisi politica, perché la gente non ha votato il PD, ma in Veneto e a Venezia si è votato comunque per il centrodestra. E chiude con un nuovo attestato di riguardo. Ma io ribadisco la stima personale, ma una cosa è la stima personale di essere un candidato, ma una cosa è dire che abbiamo dato indicazioni politiche come lista di votare, che non è mai avvenuto. La paralisi del trasporto pubblico veneziano è stata evitata grazie ai pochi dipendenti a CTV non impegnati ai seggi come scrutatori, ma i disagi ovviamente non sono mancati. Per il direttore generale Seno la legge va cambiata. Rivedere la legge elettorale anche per quanto attiene alle regole di nomina degli scrutatori assegnati ai vari seggi. Parole del numero 1 del trasporto pubblico di Venezia e Isole Terraferma, visto il cospicuo numero di dipendenti a CTV chiamati a svolgere funzioni pubbliche presso i citati seggi. Qui potremmo fare un lungo discorso se la legge va corretta o non va corretta nei confronti di quelli che possono essere gli impatti che ha questo tipo di situazione sui servizi pubblici, di qualunque natura essi siano. A tamponare l'assenza della carica dei 300 tra marinai e capitani impegnati ai seggi, la forza di altrettanti lavoratori che si sono immolati al servizio pubblico nel nome della buona volontà e del senso etico, la considerazione della gente, di certo non condivisa da Seno. Ritorno alla sua domanda sull'etica, non è un discorso etico o non etico, io lascerei perdere questo tipo di confronti. Vero è che Parigi val bene una messa. Io mi limiterei a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno dato disponibilità e hanno fatto dei sacrifici personali, perché non dimentichiamoci che si trattava di un sabato e di una domenica, quindi molta gente, moltissime persone hanno rinunciato a stare con la loro famiglia, anche se questo era quello che tutto sommato i turni prevedevano, per sopperire alla mancanza di personale per l'azienda. Ma è certo che la buona volontà non finisce qui, perché il problema, ahinoi, si ripresenta puntualmente ad ogni tornata elettorale. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Lasciamo questa ampia pagina dedicata alla politica, siamo ora invece alla cronaca. Spacciava alla stazione del Corriere di Treviso in manette un colombiano 32enne residente a San Donà di Piave. L'arresto da parte dell'aliquota radiomobile dei Carabinieri. Sentiamo. È stato fermato in via Lungo Sile Mattei, in centro cittadino, proprio vicino alla stazione delle Corriere. Addosso aveva delle dosi di cocaina. Lui è già conosciuto alle forze dell'ordine, alle spalle numerosi precedenti penali. In manetta è finito un colombiano di 32 anni residente a San Donà di Piave. L'uomo è stato bloccato durante un controllo. Addosso aveva 10 grammi di cocaina e 170 euro, somma che con tutta probabilità era provento di smercio della polvere bianca. Veniva spesso nel Trevigiano dove spacciava la droga, ma venerdì nel tardo pomeriggio è stato individuato e fermato. Il 32enne è stato già condannato ad 1 anno di reclusione e 3.000 euro di multa. Il colombiano dovrà scontare la pena nel carcere di Santa Bona, non potendo usufruire dei benefici di legge.
L'allarme è scattato alle 7:10 alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti immediatamente a Canareggio, a pochi passi dal Ponte delle Guglie, per una perdita di gas. I pompieri hanno messo in atto la procedura standard, evacuando gli edifici e mettendo in sicurezza la zona. Sul posto anche la Polizia Municipale, cui è aspettato il compito di gestire il traffico pedonale, e tecnici di Italgas al lavoro tutta la mattina per individuare la perdita e riparare il guasto. Le operazioni si sono prolungate nelle ore successive. Una volta bloccata la fuoriuscita sono iniziati i lavori per accertare il punto esatto in cui si è verificato il guasto. È stato interdetto l'accesso ad un bar e un'edicola situati sulla fondamenta di Canareggio, a pochi metri dal ponte. La situazione comunque appare sotto controllo. Rivedere al ribasso i costi di locazione di case e negozi. Il messaggio al presidente dall'Ater da parte del vice sindaco di Venezia Luciana Colle, anche in previsione del sopralluogo previsto per domani negli oltre 100 alloggi popolari di Spinea. Vediamo. In aumento nel veneziano gli sfratti dovuti a morosità, dato allarmante con il problema dell'emergenza abitativa e dei negozi, che vede il braccio di ferro tra Cafarsette e Ater per due gravi realtà, a cominciare dai 179 alloggi di Spinea, con il sopralluogo previsto di domani. A Spinea con i tecnici Ater, perché noi contiamo di poterglieli consegnare al fine anche della loro supervisione a livello di sicurezza, perché noi come competenza di polizia locale non possiamo andare a verificare quello che succede nell'ambito del comune di Spinea. E poi c'è il grosso problema delle case del villaggio Laguna a Mestre, dove molte famiglie, come più volte denunciato, si trovano a dover lottare con problemi di natura economica e sociale, al pari di tanti negozianti che si trovano in sofferenza, di cui anche l'Ater deve cominciare a tenerne conto. Ci sono delle attività commerciali su immobili Ater, per i quali l'Ater chiede un sostanzioso contributo economico a livello di affittanza non più sostenibile, perché anche lì tra gente che purtroppo decede e giovani coppie che se ne vanno, il tessuto urbano incomincia a essere poco. Con il comune che dopo tanti incontri e proposte chiede che il sociale e l'abitativo vadano a braccetto. Stanno proponendo il 30% di sconto, però c'è tutto l'arretrato. Devono capire che è peggio se gli immobili rimangono chiusi. Siamo quasi in conclusione. Io vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospite in studio il governatore del Veneto Luca Zaia, subito dopo invece alle 21:15 il Ring, la politica alle corde, con ospiti e diversi collegamenti. Ed ora invece siamo alle nostre previsioni meteo, quindi vediamo come sarà il tempo nelle prossime ore. Bentrovati a un nuovo appuntamento con il meteo di Antenna 3. Sarà una giornata grigia e piovosa un po' su tutto il territorio delle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 6 marzo. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto su tutti i settori, anche con precipitazioni associate possibili per tutto l'arco della giornata, localmente di moderata intensità. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 3 e 5 gradi, mentre le massime saranno oscillanti tra i 4 e gli 8 gradi circa. Sul Friuli Venezia Giulia il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, anche qui con piogge frequenti durante la giornata, a tratti moderate o forti. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno comprese tra 3 e 5 gradi, massime invece tra 5 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà diffusamente nuvoloso anche su questa regione, con precipitazioni sparse ma frequenti. Le temperature minime saranno comprese tra 4 e 6 gradi, massime invece oscillanti tra 9 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per oggi è tutto. Arrivederci.
E con il meteo si chiude questa edizione veneziana dei nostri notiziari. Grazie davvero per averci seguito e buona serata a tutti.